Buonasera a chi si collega sulla pagina e gruppo privato di Mestre Mia su Facebook. Io do il benvenuto ai nostri due ospiti, Gianfranco Bettini e Maurizio Dianese, in rigoroso ordine alfabetico. Questo è il secondo incontro di una delle due rubriche che teniamo tutti i venerdì e sabato, quella dell'incontro con l'autore, in questo caso con gli autori. Abbiamo presentato la settimana scorsa l'antologia narrativa Natale a Venezia e subito dopo il saggio storico di Elisabetta Baldisserotto, Francesco Baldisserotto, Storia di un patriota veneziano. Oggi rimaniamo nella saggistica, la saggistica di storia contemporanea, con questo libro importantissimo che appunto consigliamo, La strage degli innocenti, perché Piazza Fontana è senza colpevoli. Dovete sapere che questo è il terzo tentativo di riuscire a presentare questo bel libro. Io sono andata alla Feltrinelli quando l'hanno presentato, forse la prima volta, un anno e mezzo fa, quanto tempo fa? Un anno fa. E ho subito pensato appunto di portarlo in una di queste rassegne. A marzo eravamo in lockdown, quindi avevamo un programma molto nutrito di presentazioni che è saltato. Pensavamo di riproporlo in autunno, in ottobre, sempre all'M9 come doveva essere in primavera, ma anche lì non ce l'abbiamo fatta. Finalmente, grazie ai fratelli Trevisan che ci ospitano in questo bel negozio di arredamento, Abitare 3, riusciamo ad avere i due autori e parlare di questo libro molto importante. Allora, i due autori non hanno bisogno di presentazioni perché sono molto conosciuti, però insomma due parole le direi. Cominciando da Dianese, che è il primo sul frontespizio, poi magari ci dirà perché. Poi spieghiamo il perché. E ci spiegate anche perché, che sono perché ogni tanto gli autori litigano. Allora l'alfabeto è sempre la cosa migliore, così non si discute, poi dopo si trovano equilibri diversi, può capitare. No, lui è la memoria storica, per età, per autorevolezza giornalistica. Abbiamo litigato sul punto. Io volevo che fosse lui in ordine alfabetico, lui voleva che fossi io. In genere si litiga per il contrario, per essere i primi, no? Invece in questo caso. Invece stavolta abbiamo litigato. Quindi allora cominciamo da Maurizio Dianese, giornalista, per molti anni al Gazzettino, ora continua a collaborare da esterno, diciamo. Ha scritto molti saggi legati alla Mara del Brenta e poi diremo anche un altro libro su Piazza Fontana, ma anche dei romanzi, quindi sei saggista, giornalista e romanziere. Gianfranco Bettini, sociologo, scrittore, ma anche uomo politico, molto importante per la nostra città. Nessuno è perfetto. Beh, insomma, io personalmente sono contenta di questa imperfezione. È stato presidente della municipalità di Marghera, prosindaco di Mestre anche, no? E ora è consigliere comunale. Ha pubblicato anche lui molti saggi, molti romanzi, uno a cui sono molto legata è Nemmeno il destino, a me è piaciuto moltissimo, e da cui hanno tratto anche un bel film. E poi ha lavorato in un docufilm ultimamente con Andrea Segre, un regista che io apprezzo molto, per il film Il pianeta in mare, e ha pubblicato l'anno scorso l'ultimo romanzo, diciamo il più recente, perché dire ultimo non mi piace mai, no, certo. Il più recente, oppure si dice ultimo per ora, finora, Cracking. Quindi ci sarebbe molto altro da dire su entrambi, però per il momento mi fermo qui. Allora, non è il primo libro che i due autori pubblicano sulla strage di Piazza Fontana, perché nel 99 hanno pubblicato La strage. Sempre per Feltrinelli. Sì, sempre per Feltrinelli. Ed era un libro che per la prima volta portava l'origine di questa storia criminale, sanguinosa e orrenda dalle nostre parti, nel Veneto profondo. Allora, a pochi passi da noi, perché infatti, siamo a metà del Corso del Popolo. Parliamo del Franchetti, parliamo del Franchetti, parliamo di quel oggi ristorante indiano, una volta il ristorante al Tronco, dove si svolge dove si facevano le manche, dove si svolge un passaggio della trama eversiva lungo questa strada. Dove si facevano le manche. Io ne ho fatta una nella mia vita perché ero una brava ragazza quella volta, ma l'ho fatta là. Comunque a voi non interesserà, ma insomma Dianese era in classe con me al liceo Franchetti, quindi abbiamo una conoscenza di lunga data.
Allora, ci sono tantissime cose da dire su questo libro e naturalmente io chiederò agli autori di parlarne, però appunto io partirei proprio da qua, visto che siamo in Corso del Popolo, no? Cioè le indagini che loro hanno fatto su milioni di pagine di atti processuali, di testimonianze, di ricerche che hanno fatto in prima persona, dopo aver già lavorato a lungo per un altro libro diversi anni fa, che cosa è emerso, diciamo, fondamentalmente? Anche perché dal titolo, La strage degli innocenti, che è un titolo volutamente ambiguo, perché uno può pensare gli innocenti sono le vittime di questa strage. In realtà gli innocenti di cui si parla in questo libro sono proprio quelli che sono usciti innocenti. I carnefici. Come? I carnefici. Esatto, sì, i carnefici, i responsabili di questo atto ignobile e veramente inaccettabile. E quindi perché Piazza Fontana è senza colpevoli? Quindi poi vi alternerete voi due, io faccio la domanda a entrambi e quindi poi voi rispondete con grande cavalleria, come si dice. Perché gli innocenti? Come mai sono innocenti? Su questo risponde Bettini. Il titolo, come diceva Annalisa Bruni, è volutamente ambiguo. La strage degli innocenti allude all'episodio biblico naturalmente e anche all'uso che normalmente si fa di questa dizione quando qualcuno viene inerme, colpito e in modo indiscriminato, no? Ed è quello che è successo ovviamente il 12 dicembre di 51 anni fa. Decine di persone si trovavano più o meno a quest'ora in una banca in Piazza Fontana a Milano e qualcuno ha deposto una bomba e ne ha fatto strage. Poi altre stragi si sono ripetute, tutte queste persone sono innocenti. Ma il gioco ambiguo è questo: sono innocenti anche i carnefici, nel senso che coloro che hanno ordito la trama di cui la strage è un episodio cruciale, che hanno materialmente organizzato la strage, che hanno materialmente portato la valigia con la bomba che ha fatto strage, sono risultati contemporaneamente colpevoli e innocenti. Cioè una serie di processi che si è susseguita ha in una prima battuta assolto gli accusati e quindi assolti definitivamente sono usciti dal processo. In una seconda serie di processi, gli accusati di questa seconda serie di processi sono stati assolti, ma contemporaneamente gli imputati della prima serie di processi, che in quella prima serie erano stati assolti, sono stati riconosciuti colpevoli, ma non più condannabili perché già assolti definitivamente. Perché non si può essere processati due volte. Anche giustamente, diciamo, no? Perché uno non può stare teoricamente tutta la vita processato, ma il fatto è che storicamente gli assolti in una prima serie di processi relativi a Piazza Fontana, in una seconda serie di processi aperta per processare altri imputati, i quali sono stati assolti, sono stati invece quelli assolti nella prima serie riconosciuti storicamente colpevoli della strage. A loro volta gli assolti di questa seconda serie di processi su Piazza Fontana, in un processo che non riguardava Piazza Fontana ma la riguardava perché storicamente connessa, il processo per la strage di Brescia, sì, sono stati individuati come responsabili anche di Piazza Fontana, ma non più processabili perché assolti. Quindi è un meccanismo infernale. Perverso, veramente? Sì, che si giova ovviamente di meccanismi garantisti che è giusto, per i motivi detti prima, mantenere nell'ordinamento, no? Ma che sono frutto in questo caso di depistaggi, di omertà, di colpevoli interpretazioni a bella posta fatte per non individuare i colpevoli. Il risultato di questa cosa è che per Piazza Fontana di fatto non c'è un colpevole e tutti coloro che sono stati riconosciuti storicamente colpevoli sono ai fini giudiziari, fra virgolette, innocenti. Quindi è una strage compiuta da innocenti, riconosciuti responsabili, ma in quanto non processabili, non condannabili.
salvo alcune figure che poi magari diremo, ma nella Sì. sostanza questa è la vicenda di Piazza Fontana. Sì, sì. Una strage che apre una stagione drammatica per il nostro paese e che è sostanzialmente impunita. Ed è la dimostrazione che storici, giornalisti fanno il loro mestiere meglio dei magistrati, perché in realtà sulla strage di Piazza Fontana si sa tutto. Non c'è la verità giudiziaria, come spiegava Gianfranco Bettini, ma c'è la verità storica. Non abbiamo sostanzialmente più tanto da scavare. Anzi, quello che abbiamo scoperto negli ultimi tempi, dal processo di Bologna per la strage del 2 agosto, la più grave strage che ci sia stata in Italia, salta fuori che c'è un filo che unisce sempre i neofascisti veneziani e addirittura la strage del 1980. Quindi partiamo dal 69, dal Franchetti che è qui a 100 metri da noi, e arriviamo con questo filo di stragisti fino addirittura a Bologna. C'è un episodio che ha tirato fuori recentemente Guido Lorenzon, che è il testimone principale ed è la persona in assoluto più importante di questa vicenda, perché è un cittadino qualsiasi che si trova del tutto casualmente, perché è amico di Ventura, cioè di uno degli stragisti, si trova ad avere in mano informazioni determinanti e lui decide di fare il cittadino. E noi nel libro difatti scriviamo che lui è assolutamente certo che Ventura parlava anche con altri, ma ce n'è stato uno solo che è andato dalla magistratura, cioè lui. Uno di questi è stato rintracciato e lo si trova nel libro, che è Giorgio Costaniero, il quale dice no, io non c'entro assolutamente nulla, mentre facciamo capire che Guido Lorenzon è certo che Ventura avesse detto anche a lui le stesse cose. Questo filo logico, com'è che lo si rintraccia a partire da Bologna per risalire a Piazza Fontana? Perché a un certo punto Giusva Fioravanti, che fa parte dei neofascisti, neonazisti, che negli anni '80 uccidono magistrati, giornalisti, il capo dei NAM, eccetera. Fa una rapina a Treviso assieme a un certo Cavallini, il quale Cavallini è appena stato condannato all'ergastolo proprio per Bologna. Nel corso di una perquisizione a casa di Cavallini, che è un trevigiano, trovano una borsa di plastica che porta la dicitura valigeria al Duomo. E la valigeria al Duomo è la valigeria dove Freda compra le borse che poi vengono utilizzate per gli attentati del 69, per cui una rapina degli anni 80, dell'82 se non vado errato, ci riporta addirittura indietro fino al 1969, il che ci consente di ricostruire la storia e di dire gli esplosivi, le teste, cioè le teste, bisogna dirlo che nella loro follia, nella loro capacità di mettere in piedi questo meccanismo sono stati abilissimi, tant'è vero che per 20 anni non si è scoperto nulla. Le teste, l'esplosivo, l'organizzazione, tutto parte da qua, tra Mestre e Venezia. E lo so che ti sembrerà strano, ma 20 anni fa, quando abbiamo scritto il primo libro, il punto di partenza è stato un colloquio del sottoscritto con Grazioso Chiarin. Ma dai, sì, il mitico bidello del Franchetti. Il bidello del Franchetti, perché Chi non lo ricorda? Nel 1995, quando il giudice milanese Salvini scopre la pista di Mestre, a me viene in mente una cosa che nel 1969 mi dice il bidello del Franchetti. E mi dice, ma solo come non sai chi è stato a mettere la bomba in Piazza Fontana? E non ho più pallida idea. Sono stati i nostri. E poi mi fa il nome di Zorzi. A distanza di 20 anni io torno da Chiarin, che ancora era vivo, e gli dico, ti ricordi di avermi detto questa roba? E dice, mi ricordo di averti detto che lo stesso che ha messo la bomba in Piazza Fontana è quello che ha bruciato la palestra dei Franchetti, e cioè Delfo Zorzi. Da lì nasce l'inchiesta, cioè mettono insieme un pezzo dietro l'altro e poi ricostruiamo tutto quello che succede qui a Mestre.
Mestre è uno snodo fondamentale assieme a Treviso, a Padova e a Paese, a Paese, a Spinea, ad Arzignano, cioè c'è tutto un giro che questa c'è zona. molto vicino. E l'ultima parte, che è quella che è venuta fuori proprio l'anno scorso, è relativa a Verona. Ci mancava il pezzetto di Verona che è venuto fuori l'anno scorso, però drammaticamente arriviamo sempre in ritardo. Anche l'ultimo passaggio che era stato fatto, cioè la possibile individuazione di quello che materialmente aveva fatto gli ultimi 100 metri per portare la bomba dentro la piazza, è morto 20 giorni prima che riuscissimo a parlarne. Pazzesco. Beh, naturalmente questo accade perché passano gli anni Certo, inutilmente, i no? decenni, I depistaggi, gli insabbiamenti, le omertà fanno passare gli anni e i decenni, appunto, Ma e infatti, quindi le persone... su questo io volevo anche così approfondire un po', nel senso che Piazza Fontana è stata conosciuta per molto tempo come la strage di Stato, no? Pare che ci sia anche un libro che si intitola così, Sì, La il primo strage libro, è di sì. Stato, quindi non solo molti sapevano e hanno taciuto, anche persone insospettabili, no? Persone che di sicuro non erano neofasciste, ma si può anche capire insomma i motivi, ma i magistrati, come giustamente diceva Maurizio, sono stati più bravi a indagare i giornalisti, gli storici che non i magistrati, però bisogna anche dire che forse non si tratta di non bravura, ma si tratta anche di connivenza, di depistaggio, di insabbiamento, perché lo Stato ci ha messo del suo nel non permettere che si arrivasse alla verità, no? Anche questo voi avete molto ben sottolineato nel libro. Quando parlavamo del titolo, cioè io dicevo potremmo fare un titolo con una riga in cui si dice la strage l'hanno fatta i neofascisti, il resto lo ha fatto lo Stato. Sì, infatti forse la dizione strage di Stato è molto efficace, perché quando uscì il primo libro, pochi mesi dopo la strage, no? Opera di un lavoro di controinformazione sia di giornalisti che di militanti della sinistra, militanti antifascisti, e che contribuì a cambiare il racconto e la percezione pubblica su quella strage, che era stata indirizzata invece verso responsabilità anarchiche, no? Tutta la vicenda di Valpreda, di Pinelli, eccetera, no? Quindi quella definizione di strage di Stato ha avuto e ha ancora una grande efficacia, però in realtà appunto la cosa è più articolata. Certo. Nel libro rispondiamo alla domanda: è una strage di Stato, dicendo è una strage fascista e di Stato, nel senso che c'è una connessione tra la determinazione politica dei militanti di Ordine Nuovo, il cui nucleo fondamentale è proprio quello mestrino, Mestre Venezia, ma Mestre Venezia in particolare, con una articolazione padovana, Freda e Ventura, più noti ma non più importanti di Giglio e dei Mestrini, eccetera, e alcune altre propaggini venete, no? La determinazione politica di questo nucleo è fondamentale nell'arrivare alla strage, perché all'interno di chi trama dentro lo Stato, che significa circoli politico-militari, ambienti confindustriali, che significa rapporti con i servizi segreti militari americani, no? Con la CIA stessa, ma soprattutto con i servizi segreti militari americani, dentro questo ambiente che è totalmente consapevole di cosa si sta preparando, che è attivamente partecipe della trama, ci sono atteggiamenti diversi rispetto al fatto di fare un passo in più. Il passo in più è la strage, fino alle bombe sui treni che non fanno vittime, alle bombe all'università, ad altre banche, alla Fiera di Milano, uno stillicidio che costellano tutto il 1969, non c'è da parte di nessuno nessuna riserva. Sul punto della strage, cioè dello spargere davvero il sangue, lì ci sono atteggiamenti differenti. Quelli che rompono gli indugi è il gruppo di Ordine Nuovo Veneto,
loro vogliono la strage, loro sono convinti che quello serve per spingere tutti quelli che sono partecipi della trama, anche i titubanti di fronte a questo passo. Altri erano d'accordo anche su questo punto, altri hanno lasciato fare. C'è un pentito che è a cavallo tra i neofascisti e gli apparati di Stato italiani e gli apparati di servizi segreti militari americani, che è Di Giglio, è il pentito forse più importante di tutta questa vicenda, che dice: tutti sapevano che quelli volevano fare quella cosa là, alcuni magari non pensavano che la facessero, ma sostanzialmente sapevano. Non li hanno fermati, insomma, Non li hanno in fermati nessuna maniera. e loro si reputavano autorizzati. È per questo che quando l'obiettivo vero della strage, che è creare una situazione di panico generalizzato che spinga il sistema politico, il governo politico del paese a una stretta autoritaria, che può essere il colpo di Stato, che può essere lo stato d'emergenza, no? Non determinato dal Covid, ma da una situazione di ordine pubblico, no? Quando non fanno questo, anzi, tempo dopo, prevalendo anche dentro il quadro politico un'istanza più democratica, diciamo così, Ordine Nuovo viene messo fuori legge, reagiscono. Le stragi di Brescia e di Bologna sono una risposta. La strage dell'Italicus parlo, non quella dell'80, sempre quella del 74, e anche la strage alla questura di Milano del 73 sono una reazione dei neofascisti che si sentono traditi e dei loro stretti alleati, no, contro questa mancata deriva o golpista o comunque autoritaria, no? Mentre la strage di Piazza Fontana e gli attentati che l'hanno preparata sono il tentativo di provocare quella deriva. Sono due cose che hanno due strategie diverse, connesse con gli stessi protagonisti, ma per cui è una strage fascista perché la fanno operativamente i neofascisti, i neonazisti dell'epoca, no? Il nucleo di Ordine Nuovo in particolare, ma è di Stato perché dentro lo Stato ha complicità nella preparazione e poi ha tutte le connivenze per coprirli. Certo. Ecco, torniamo al personaggio, diciamo, determinante nell'indagine, no? Guido Lorenzon. Chiederei a Maurizio. Mi ha colpito moltissimo, sinceramente non sapevo dei 3 tentativi di registrazione della conversazione, appunto, che doveva svelare la confessione Annalisa, siamo anche nel 69, cioè il registratore più piccolo era grande come una 500. Sì, però mi ha stupito il fatto che mi sembra strano che non fosse voluto, cioè che non fossero voluti i primi 2 tentativi falliti, sembrano quasi fatti apposta. Ma certo che sono, appunto, li hanno fatti fallire volutamente. Esatto, certo. Quindi se vuoi raccontarla questa storia, alla Feltrinelli c'era Lorenzon, sì. Quindi ha raccontato in prima persona questa sua avventura e anche il coraggio che ha avuto, sinceramente, perché lui ha rischiato la vita molto. ed è vivo per miracolo, cioè hanno arrestato Vinciguerra praticamente mentre andava a farlo fuori e quindi è vivo per caso. È stato bravissimo, veramente coraggioso. È anche vero che una volta fatta la testimonianza, toglierlo di mezzo, sì, avrebbe risolto molti problemi, ma non tutti probabilmente, cioè, comunque restava agli atti quello che lui aveva detto. Allora, stiamo parlando di una persona che nel momento in cui riceve le confidenze di Ventura, che gli dice: io sono il capo di un'organizzazione che sta mettendo bombe in tutta Italia. Posso interromperti una cosa per capire? Perché gliel'ha detto, secondo te? Erano amici. Si fidava? Cioè si fidava completamente? Sì, e probabilmente voleva tirarlo anche dalla sua parte. Ok, scusa se ti ho interrotto perché me lo sono chiesto, dico ma... Se l'è chiesto anche lui, la risposta che si dà a Guido Lorenzon è che Ventura era uno che parlava con un sacco di gente e siccome era convinto che era partito il conto alla rovescia e dopo 2 mesi ci sarebbe stato il colpo di Stato e loro avrebbero preso il potere, tanto valeva parlare, no?
cosa ti tieni in segreto? Questo è un aspetto importante, il Quindi senso lui era convinto che il era senso di l'inizio- impunità Tutti e loro, di anche onnipotenza Freda. che Assoluto. avevano. Assoluto. Ma è un cioè, delirio secondo voi? No, o era- No, loro parlavano con alti esponenti della Quindi polizia, è la della realtà, magistratura, insomma. delle forze armate, della politica. Quindi... quando diciamo la strage è di Stato, è esattamente questo, lo Stato gli dava copertura e rassicurazione. Cioè Freda, sul serio, ci sono intercettazioni in cui parla apertamente della cosa. Perché? Perché era scattato il conto alla rovescia, mancava quanto al colpo di Stato? Pochi giorni, loro avevano messo in preventivo strage, manifestazione dell'MSI il 15 di dicembre, 3 giorni dopo, e da lì la proclamazione dello stato di emergenza. Teniamo conto che 2 anni prima c'era stato in Grecia una vicenda analoga che si era conclusa con il colpo di Stato dei colonnelli. Sì, non era così folli a dire, beh, questi pazzi, no. C'erano degli elementi concreti che gli facevano credere che avrebbero preso il potere. Quindi torniamo a Lorenzon, Quindi, scusa se ti ho interrotto. Lorenzon riceve queste confidenze, non sa se sono farfanterie, come direbbe Camilleri, o se sono cose vere, e non sa come risolvere il problema. Vede i funerali delle vittime della strage il 15 dicembre in televisione e dice: io non posso tenerla più per me. A quel punto decide di andare dal magistrato e parlare. E qui si apre l'interpretazione in realtà di quel che succede, cioè il magistrato, cioè Pietro Calogero, gli crede, punto di domanda. Il giudice istruttore, che è Giancarlo Stiz, gli crede, punto di domanda. Sono punti di domanda che restano vivi nel tempo, leggendo a distanza di tempo quel che succede. Fatto sta che lui va, gli racconta ed è convinto di aver finito. Cioè io vengo e gli dico: guarda, Ventura mi ha detto che è lui che mette le bombe, cosa vuoi di più da me? Calogero gli dice: no, abbiamo bisogno di prove, non è che possiamo fidarci così di una confidenza. E lo stesso Lorenzon dice: a sto punto le prove come le raccogliamo? Posso raccoglierle solo io. Mi mettete addosso un registratore e io faccio confessare di nuovo Ventura. La prima volta le batterie sono scariche, la seconda volta la registrazione non è buona perché c'era troppo casino di traffico per strada. Alla fine, alla terza volta o alla quarta volta, il giudice Calogero decide di mettersi lui le cuffie e di andare in un posto dove può sentire. E l'appuntamento è al Plaza di Mestre. Arrivano in treno Ventura e Freda, entrano al Plaza e di fronte al Plaza, dentro una NSU Prince, c'è Calogero con le cuffie in testa che ascolta quello che dice Freda, quello che dice Ventura e quello che dice Lorenzon. È interessante quello che racconta Lorenzon, che dice: cioè ero terrorizzato. Immagino. Perché è vero che gli avevano dato una roba sofisticatissima che allora nessuno aveva mai visto prima, era arrivata da Milano, una specie di bottone che si metteva sotto la cravatta e che sembrava un bottone della camicia. Fatto sta che quando arriva Freda la prima cosa che fa, gli dà una botta proprio esattamente nel punto in cui c'è il microfono. E lui, cioè, mettiamoci nei panni di tutti noi normali cittadini, una roba del genere, cioè torni a casa e vai in terapia, perché non... Certo. Fatto sta che da lì parte l'inchiesta di Treviso, perché a quel punto c'è una terza persona, un magistrato, che ha sentito tutto. Parte l'inchiesta e l'inchiesta che potrebbe avere uno sviluppo improvviso proprio su Treviso, arrivando a individuare Freda. Avevano individuato tutti, compresi i veneziani, perché c'è il nome di Di Giglio nell'agenda di Freda. Si blocca per due motivi. Uno, la competenza non è di Treviso, ma è chiaramente di Milano, dove è scoppiata la bomba, quindi tutte le carte devono passare a Milano. E poi scoppia anche un conflitto tra Calogero e Stiz. Uno è il PM, cioè quello che mette in piedi l'accusa, e l'altro è il giudice istruttore, quello che deve decidere cosa fare di queste carte raccolte al PM. E lì c'è la rottura del meccanismo per cui le carte vengono mandate a Milano, nessuno sostanzialmente prosegue più l'indagine di Treviso e si arena questa parte. Tant'è vero che
Guido Lorenzon sarà inquisito per, come si chiama, per aver detto il falso, Per falsa testimonianza. per falsa addirittura? testimonianza, subirà una serie di processi per questo, girerà l'Italia a testimoniare, andrà a Catanzaro a testimoniare il processo, cioè avrà tutta la vita segnata, se non distrutta, da questo Viene messo sotto primo elemento. scorta per un periodo. Messo sotto, anche lì la scorta raccontata da lui, dice la scorta consisteva nel fatto che c'erano due poliziotti che salivano nella mia auto, una Mini Minor, e mettevano le armi nel bagagliaio della Mini Minor e io andavo in giro con loro. Dopo un mese ho chiesto che me la togliessero perché era abbastanza evidente che erano messi lì per controllare me, non per controllare qualcuno che volesse farli fuori. Lui è una figura veramente incredibile dal punto di vista civico, perché insomma per 50 anni ormai continua a dire che bisognava fare di più, che lui il suo dovere l'ha fatto e qualcun altro non l'ha fatto, e questa è la pura verità. Certo, certo. Senti, adesso io avrei una domanda un po' diversa per voi due, una curiosità di scrittura, che mi... Scrive tutto Bettini, io firmo. Hai già capito cosa ti volevo chiedere? Come si fa un libro a 4 mani? Me lo sono chiesta, quindi scrive lui e tu firmi? No, O tu gli detti, lui scrive. io scrivo, poi gli passo, lui scrive e poi mi passa, però l'ultima visione, l'ultima stesura ce l'ha lui. Quindi non vi siete divisi i capitoli, per esempio, non so, Sì, le in tematiche, pratica gli sì, argomenti? Sì, perché tutta la parte dell'indagine la faccio io. Il lavoro di inchiesta vero lo fa Maurizio. Cioè, fa quello Da che- giornalista, quello diciamo, che tu hai avuto una parte da- più di scrittura. Da segugio qual è, no? Ah. Quello che consuma le scarpe sono io, Sì. che torno sul posto e ogni volta, ecco, una cosa che non ho mai detto, ogni volta sono pentito di non aver consumato a sufficienza le scarpe. Cioè dico, sono andato in quel posto, ho parlato con quella persona, domani torno. Perché sono sempre convinto che mi Manca qualcosa. manchi, sì, è l'angoscia di chi pensa che magari il tuo testimone era sul punto di farti la rivelazione Dopodiché fondamentale. io sono testimone della, come Tant'è si vero- direbbe in altro campo, l'acribia che si Sì. mette nel Tant'è vero che io lavoro. torno spessissimo a parlare con le persone. Beh, però sai, questo è una costante dell'investigatore, no? Sì. Il mistero imperdonabile No. di cui parla Lucarelli. Sì, Cioè, e coltivare, non lo e fa. poi coltivare le fonti, no? Nel senso di trattenere i rapporti, scavare nei luoghi, eccetera. La mia parte è più legata all'approfondimento storico-politico, diciamo, no? E poi appunto stendere, sarebbe uguale se lo facesse lui, alla fine ci vuole una delle due mani o due delle 4 mani, diciamo, Certo. per dare una coerenza, no? Non è importante chi lo fa, l'importante è che l'ultimo passaggio E abbia anche nello stile, insomma, per sì, non sentire... tenga insieme ovviamente Più o le meno due. lo stile, cioè ovviamente noi siamo in grado di individuare i capitoli che sono scritti dall'uno o dall'altro, però lo stile è abbastanza Uniforme. uniforme. nei No, è saggi. interessante il lavoro, a me è capitato più volte di lavorare per restare al tema che ponevi tu con un altro Anche autore. con Paolini, no? Sì, Con Marco, non l'ho sì. citato il libro che avete Sì, fatto no, insieme. vabbè, avete ma fatto- no, con Massimo Cacciari, con Sì. anche il lavoro sul film con Andrea Segre, Sì, sì. che è stato più il lavoro di scrittura, ovviamente non quello di regia, che quello è tutto È suo. Ah. però il lavoro di scrittura, la sceneggiatura, il soggetto, l'abbiamo fatto insieme. E io trovo che sia interessante, anche perché se poi ognuno ha i suoi spazi, no, per sviluppare la propria specifica attitudine, e integri le cose con A un proposito percorso dell'insoddisfazione, con Carlo Di Giglio, sono l'unico che ha parlato con Carlo Di Giglio, il testimone principale. Sì, qui c'è Non so l'intervista quante più volte sono lunga andato. mai fatta nel libro, l'intervista più lunga Sono mai andato fatta da Di lui, Giglio. credo, una dozzina di volte e ogni volta gli ripetevo le stesse domande. Cioè non è che giravo, dicevo, mi vuoi dire per piacere che la bomba l'hai fatta tu? E eravamo lì, e dopo parlavamo del mondo, come succede sempre in questi casi, come era gravemente ammalato, come stai, come ti trattano, eccetera, e tornavo sempre. Cosa ti costa dirmi che fisicamente Ormai, l'hai preparato?
Si e stava morendo. ogni volta c'era il mezzo sorriso, l'ammiccamento, e non arrivavamo mai al dunque. Allora passavano 15 giorni e tornavo alla carica, tornavo a trovarlo, a dirgli, vabbè, parecchie cose ovviamente sono venute fuori, però mi ha raccontato tutto quello che c'è prima dell'attentato in Piazza Fontana e tutto quello che c'è dopo. Mancava. Arriva fino al momento in cui la bomba parte da Mestre e parte a poca distanza da qua. Noi qua siamo in un posto, l'ho detto anche un'altra volta, in uno dei più bei negozi della città, in una delle vie principali della città, e il Corso del Popolo, sia per le cose che avete ricordato voi prima, il Franchetti come incubatore di giovani fascisti poi finiti dentro questa storia, sia come via punteggiata di luoghi che ricorrono in questa storia. Abbiamo detto il ristorante qui di fronte, che era un posto dove si ritrovavano quelli, ma poco più avanti c'era la sede di Ordine Nuovo, cioè c'era proprio il covo di questi qua. C'era, qualcuno se lo ricorderà, questo libro è anche un viaggio nella Mestre dagli anni 60 fino a oggi, no? Come è cambiata, eccetera, tornando sui luoghi di questa storia. Però ripensandoli a com'erano, no? Vedendo le vecchie foto, lui che è molto più vecchio di me se li ricorda anche direttamente, Di eccetera. qualche settimana. Sì, direttamente, eccetera. Era Mestre in bianco e nero, diciamo, no? Di quel tempo là. Le foto della White Room. Stavo dicendo questo, la White Room era una Pollak. saletta annessa al Cinema Corso, me lo ricordo. dove si facevano convegni, conferenze, ma anche feste e concertini. E lì si tiene un importante convegno di Ordine Nuovo del Triveneto, con tutti i capi, che mette a punto, è un convegno pubblico, quindi non è che dice che lì si sono messi d'accordo per mettere le bombe, no? Però metteva a punto la strategia politica generale, in cui occorreva destabilizzare per ottenere appunto quella svolta autoritaria, come era stato in Grecia. Partecipano Freda, Ventura, Pino Rauti, no? Certo. E la White Room è dove c'è il Cinema Corso adesso, è proprio dietro, in via Mestrina c'era la sede di Ordine Nuovo. Un po' più avanti, dove c'è il Canal Salso, avviene l'incontro tra gli armieri, diciamo così, che hanno nell'auto di Maggi, il capo, il più anziano, il capo, che poi è l'unico di tutti costoro che viene condannato alla fine per la strage di Brescia, come responsabile diretto. È morto, è mancato 2 anni fa se non sbaglio, no, però alla fine è uno di quelli che viene condannato all'ergastolo per una di queste stragi, quella di Brescia, no? E lì nella sua auto è caricata la bomba che parte, fa la tappa a Padova e poi arriverà a Milano, dove 2 giorni dopo, il 12 dicembre del 69, esploderà. Quindi il libro è anche un viaggio nella città, come è cambiata. Sì, la nostra storia proprio così vicina, è questo che è inquietante, no? E l'altra cosa importante è che per 20 anni nessuno sa nulla di tutto questo. Oppure chi sa non parla. Sì, quindi, ma insomma, pubblicamente, storicamente non certo, lo si sa. certo. Compare all'inizio degli anni 90, quando il giudice Guido Salvini, il pubblico ministero Guido Salvini, quasi per caso, però insistendo a cercare la verità, trova la traccia e arriva qua e si scoperchia tutta questa vicenda. A un certo punto, nel 95, quando leggo per caso sul giornale questa storia, scopro, man mano che vado avanti a lavorare, che in realtà continuavamo a intrecciarci con Salvini, al punto che dopo entriamo in contatto e lui mi dice: ma tu conosci questo? Beh, certo che lo conosco, gli ho appena parlato. Tu conosci questa? E un po' alla volta si costruisce questo panorama di neofascisti mestrini che sono tuttora vivi, che sicuramente sanno tutto quello che è successo e che non hanno mai aperto bocca. E non hanno questo peso sulla coscienza. Questa cosa non riesco io a capire, come uno possa vivere con questo peso sulla coscienza. Perché Di Giglio non mi ha mai confessato di aver messo la bomba? Non ce la fa a dirlo. Perché non ce la fai a reggere una confessione del genere, devi autogiustificarti. E io, parlando con lui e poi riflettendo su sta roba, ho pensato che lui si è autogiustificato con il seguente ragionamento: io sono un agente dei servizi americani,
ho riferito puntualmente agli americani e parecchie volte loro mi hanno fermato, tipo le bombe disinnescate, rese poco Efficaci. esplodenti, poco efficaci. Lui le ha rese inefficaci perché gliele avevano detto gli americani. In questo caso gli americani non intervengono, lui si autogiustifica e dice io il mio mestiere Si l'ho sente fatto. autoassolto, quindi non è una sua responsabilità, autoassolve. insomma. Di fronte però all'enormità di una strage di questo tipo, oltre che autoassolversi, in qualche modo si tutela, si autotutela e non arriva alla fine a Poi c'è anche un rivelare. altro fatto, che oltre a essere una cosa ignominiosa, no? Una cosa vigliacca, che non è che sei in un combattimento. Certo, poi persone innocenti. Entri qua dentro, metti una nel borsa, mucchio. vai via, ci guardi in faccia, Terribile. sai che ci farai a pezzi, no? E vai via. No? E poi c'è il fatto che questi non sono reati che vanno in prescrizione. E quindi anche 50 anni dopo vai in galera se ti beccano. Certo, No? certo. E quindi ci sono tanti motivi questo. ed è una delle cose inconfessabili della storia d'Italia Indicibili, degli ultimi insomma, 50 certo. anni, esattamente. Quindi. Beh, guarda, su Bologna quello che sta saltando fuori adesso, cioè sapevamo che c'entrava Licio Gelli, d'accordo, però insomma tutti gli elementi nuovi che saltano fuori sul depistaggio, il coinvolgimento, cioè si sapeva che c'entrava Gelli ma non che aveva dato 5 miliardi a chi ha messo la bomba. Tutti questi elementi ti portano a dire che questa parte della storia d'Italia va studiata. Abbiamo le idee chiare su come sono avvenute le cose, però siamo figli esattamente di quella stagione. Tutti noi e anche i nostri figli e i nostri nipoti partono da quel momento perché il 69 è una cesura fondamentale, come lo è l'attentato che fa partire la prima guerra mondiale. Insomma, ci sono dei Una svolta, momenti, insomma, una svolta sì, assoluta. sono dei momenti proprio in cui la storia accelera o si capovolge o fa un Sì, poi balzo in le avanti. stragi non risolte subito, no? E poi ripetute, anzi, creano un groviglio di complicità, di segreti, di cose indicibili, di ricatti difendevoli, di gente che sa ma non parla, ma fa sapere che sa, no? Che di ricatti nel sistema politico, nel sistema giudiziario, nel sistema economico, nel sistema di alleanze internazionali che getta un'ombra molto pesante su tutta la storia successiva e ci vogliono decenni poi per liberarsi di questo groviglio di ricatti, compromessi indicibili, no? Perché è vero che non c'è il colpo di Stato, che il sistema politico reagisce diversamente da come si aspettavano e come pensavano di aver avuto l'assicurazione che sarebbe accaduto, però questo avviene perché sia quelli che dentro il sistema politico volevano la strage e il colpo di Stato, sia quelli che non lo volevano si mettono d'accordo per coprire. Una prima trattativa, poi ce ne sarà un'altra, Sì, no? ma questa è una trattativa chiave ai massimi livelli dello Stato proprio per non andare nella direzione che volevano i neofascisti e anche altri, ma per coprire. Per mantenere... E quella è la base della... Abbiamo rischiato di fare la fine della Grecia. Sì. Cioè rischiato non vuol dire in termini generici. Quest'anno è il 50° del tentativo di colpo di Stato, cioè mancava niente, guidato da Borghese, dal principe che Borghese. è del dicembre del 70, Sì, è la prova generale lì. che doveva essere fatta nel 69 in realtà. Sì. Ma anche nel caso del 70, il golpe Borghese che passa come il golpe Burletta, in realtà i neofascisti mestini e veneziani si concentrano all'arsenale di Venezia e sono pronti. Poi arriva l'ordine che abbiamo saputo nel tempo che è direttamente di Licio Gelli, che però non si sa con chi si sia consultato, ci manca sto pezzetto. Licio Gelli dice no, rientrate tutti. Avevano già occupato il Ministero degli Interni, la RAI. Erano già arrivati alla RAI, quindi non era un golpino, era una roba seria, cioè veramente l'Italia è stata... Da brividi questa storia. È da brividi questa storia di È il cuore di tenebra di quegli anni lì, della seconda parte del secolo, no?
naturalmente questa vicenda è dentro la guerra fredda, no? È dentro la vicenda più grande della guerra fredda, la lotta che si consuma in Italia tra le diverse componenti è un episodio della guerra fredda, no? Cioè dello scontro tra il blocco sovietico e il blocco occidentale. Questo scontro è quello che anche agli occhi di persone come quelle che citava prima Maurizio legittima in un certo senso, no? Se tu leggi Un americano tranquillo di Graham Greene, Sì. no? In cui viene raccontata la storia di come si destabilizza il Vietnam, non quello degli anni 60, quello degli anni 50, quello in cui la guerra è contro i francesi in particolare, ma lì viene descritto il lavoro di un agente segreto americano che, persona specchiata, eccetera, eccetera, è convinto che sia giusto commettere una strage a freddo, una strage tremenda come queste, no? Per destabilizzare il regime e provocare un precipitare della situazione. E lui freddamente, cinicamente racconta questa cosa che Graham Greene, grandissimo scrittore qual è, ci restituisce e ci fa capire molto della psicologia, non del neofascista fanatico o del terrorista rosso fanatico, per dire, no? Ma dell'uomo, no? Dell'uomo dell'apparato di Stato che per Realpolitik, per obbedire agli ordini, ma perché è anche convinto che quello è il prezzo che bisogna pagare in questo momento, commette una strage orrenda. Quel libro è molto importante per capire questa parte della storia, quella di chi, per capire i Digilio, non i Maggi. Sì, sì. Maggi è il neofascista esaltato che vuol far pagare alla democrazia tutti i conti dalla caduta del regime nel 1945 fino a oggi, no? Perché è ideologicamente convinto così. I Digilio e l'americano tranquillo del libro di Graham Greene Ha un progetto più lucido. Si affida a un progetto che è gestito dalla sua gerarchia, no? E applica, si sente il combattente di una guerra che non è la guerra guerreggiata come la guerra mondiale, no? È la guerra fredda appunto, ma che non è meno radicale nella contrapposizione, no? E questo lo fa sentire autorizzato a ogni atto, anche l'atto orrendo, perché è in una logica di guerra, no? Ovviamente non è per me meno condannabile, no, la cosa, ma certo. Se la vuoi capire devi ragionare. Funziona, uno degli aspetti di questo libro, anche del precedente, ma questo di più, è anche cercare di medesimarsi nella testa dei protagonisti di questa storia orribile, per capire come fanno, come fai tu, io sono per questa domanda, come fai tu a entrare qui dentro, a guardarci in faccia, mettere una bomba con una borsa e poi sapere che ci farai a pezzi? Che testa ha uno che è capace di questo? Cioè non uno con cui facciamo a botte o che mi ammazza per rapinare, perché stiamo in una situazione di guerra, eccetera. No, uno che entra in una stazione del treno, in un negozio, in una banca, no? E può esserci chiunque, c'è chiunque dentro, no? Che testa ha uno così? Ci sono alcune delle interviste. Per noi è inconcepibile, eppure c'è chi Ci sono alcune delle interviste, in particolare quelle in cui lui tenta di far parlare questi vecchi, che in realtà sono tutti ancora relativamente giovani, è gente che ha 60 anni, diciamo, no? 60-70 anni al più, no? Quindi gente lucida, che vive, che fa la sua vita, eccetera, no? Che ha cambiato vita in qualche caso, no? È passata addirittura dall'altra parte politicamente parlando, e che però non si schioda dalla reticenza. È un viaggio nella testa di persone strane. A proposito di paese, per esempio, che è il posto dove c'era la Santa Barbara dei neofascisti veneti e veneziani, quando è venuto fuori, è stato individuato paese, il posto non è stato trovato a suo tempo dalla Digos di Venezia, anche se era impossibile non trovarlo. La descrizione era talmente precisa che è impossibile andare a paese e non trovarlo, eppure non l'hanno trovato. Quando torniamo 2 anni fa, sono andato a paese con Guido Lorenzon per vedere se lui per caso sapeva questa roba. Girando lì attorno, più di uno ti dice, tutti
tutti sapevano che qui c'era, era stato affittato da Ventura, ma nessuno è andato alla polizia. Cioè in 50 anni non c'è stata una persona che sia andata dai carabinieri a dire non ci avevo pensato allora, mi è venuto in mente che magari sapevo. per pulirsi la coscienza, non lo so. Perché un cittadino deve fare così. Peraltro io questa mentalità l'ho vissuta con la Mala del Brenta. La prima volta nell'86, giovane cronista del Gazzettino, sono sceso a Campolongo Maggiore a 30 metri di distanza dalla casa di Felice Maniero, ma non sapevo esattamente dove era. Sono entrato al bar e ho detto: dove abita Felice Maniero? Felice chi? Beh, questo è un meccanismo molto diffuso. Io quando sono stata a Dachau negli anni 70 nessuno sapeva indicarci dove fosse il lager, cioè facevano finta di non capire, no? Perché è anche la vergogna, forse il senso di disagio che uno... la negazione, insomma, delle volte, no? Mi faccio un esempio che non c'entra niente con la politica, no? O con una grande storia tremenda come quella dei campisti. Pietro Maso, l'omicidio di Maso, vi ricordate? Beh, tu hai scritto un libro sì, su per quello posso parlarne direttamente. No? Nel 91 lui con 3 amici uccidono i genitori suoi, il padre e la madre, per ereditare i soldi, gli averi, no? E fare la bella vita. Questo era il problema. Dov'era? Veronese? A Verona, in un piccolo paese che si chiama Montechia di Crosara, vicino a San Bonifacio. E del loro delitto, del piano del delitto, erano al corrente almeno altre 10-12 persone normali, cioè loro, anche questi ragazzi non erano delinquenti, ne parlavano, eccetera. Ora, noi possiamo pensare che finché lui dice che sterminerà qualcuno, sta scherzando, no? Ma se dopo quelle persone vengono sterminate, no? Cioè, fai 1 più 1, no? Ovviamente, no? Ma ci sono voluti 3-4 giorni per trovare ai carabinieri questi giovani assassini che erano anche maldestri, eccetera. Ma nessuno li ha aiutati. Nessuno li ha aiutati. L'omertà, insomma, è forte. Nessuno li ha aiutati. È quello che diceva Giorgio Lago, no? Che i veneti che dicono sta a combattere, no? Sta andare a combattere, no? Non implicarti, non immischiarti, neppure in casi così gravi, insomma. Bene, io penso che abbiamo sviscerato abbondantemente il contenuto di questo libro che consigliamo, La strage degli innocenti, perché Piazza Fontana è senza colpevoli, Maurizio Dienese e Gianfranco Bettin. Io vi ringrazio molto, sono davvero contenta di essere riuscita a conversare con voi, ce l'abbiamo fatta, e al prossimo libro, insomma, non so se state già lavorando a qualche cosa o eventualmente ce lo direte e ci ritroveremo qui con altri sviluppi e altre indagini. Grazie a tutti e alla prossima, ci vediamo domani con ad abitare. I libri sotto l'albero. Ci sarà la Bottega di Manuzio, una libreria indipendente che verrà a farci compagnia e ci darà qualche consiglio per gli acquisti di Natale, e poi dopo, perché già abbiamo 2 appuntamenti nella stessa mattina, alle 10, no? Ci troviamo domani mattina, ci sarà Mario Coglitore con il libro in seconda fila, un libro molto divertente di racconti dove si ragiona, si mettono in scena il comprimario di personaggi famosissimi della letteratura, dei comics, del teatro, del cinema e della televisione, molto divertente. Bene, a domani allora, grazie a tutti. Grazie.